Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Kickoff, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dalle ospiti con Discaro, Coppari Manieri, Gabi, Bruna Borges, Pepe, Jenif, Bovo, Teani, Baldassarri, Sesti, Donadoni, l'allenatore mister Riccardo Russo, gli arbitri dell'incontro Raffaele Buonocuore di Castellammare di Stabia, Emilio Viviani di Nocera Inferiore. Al crono Angelo Di Lucia della sezione di Foggia, risponde la Femminile Molfetta con Ginosa, Boucaleb, Maiesca Francese, Dell'Ernia, La Torre, Dell'Olio Piccino, Pernazza, Castro Calle, l'allenatore mister Diego Iessi. Squadra in campo per il saluto prepartita. Kickoff nono in classifica, 12 punti, qualificato però per la Final 8 di Coppa Italia, reduce dalla sconfitta per 4-3 contro la Soccer Altamura. La Femminile Molfetta una settimana fa invece ha vinto sul campo della Lazio al Pala Torrino 4-3, vinceva 3-0, poi la rimonta della Lazio e poi il gol a 1 minuto e 40 dalla sirena finale di Capitan Marfil Enrico, che oggi è squalificata, così come Andrea Luna. Due importanti defezioni per mister Iessi in una gara così delicata. Mentre si caricano le squadre prima del calcio d'inizio, cercheremo anche di capire quelli che sono i due quintetti. Una novità di Futsal Mercato in settimana per la Kickoff con l'arrivo proprio dalla Lazio di Jenif, che ha giocato i primi mesi di questa stagione nella capitale realizzando un gol nella passata stagione invece in Spagna, la sua esperienza al Torreblanca Melilla. Prima di iniziare però la Femminile Molfetta omaggia Ellen Castro, che oggi tocca le 100 presenze con la maglia della Femminile Molfetta. Una storia lunga iniziata 6 anni fa, poi la promozione in Serie A, la salvezza, la prima storica stagione in Serie A, poi le strade si sono divise ma si sono poi ricongiunte un paio di settimane fa il rinforzo del Futsal Mercato invernale della Femminile Molfetta. Castro che toccherà dunque oggi le 100 presenze con questa maglia, il suo apporto è stato già decisivo nella trasferta del Pala Torrino, dove ha servito 2 assist, 100 presenze, 64 gol con la maglia biancorossa, numeri davvero impressionanti per la calcettista brasiliana. Pepe, Bovo, Coppari, Gabi e Bruna Borges, le 5 scelte da mister Russo per iniziare. Dall'altra parte Maiesca, Caballero, Piccino, Calè, Castro. Saranno loro dunque le prime 10 protagoniste di Femminile Molfetta Kickoff. Debutto casalingo anche per Natalia Maiesca, il portiere della nazionale polacca, che ha debuttato contro la Lazio una settimana fa. È tutto pronto al Palapoli, sarà della Kickoff il primo possesso. Fischia adesso Buonocuore, è iniziata Kickoff Femminile Molfetta con Coppari che cerca subito l'1 contro 1 con Caballero, che sporca il pallone in rimessa laterale. Batte proprio la 8 per Gabi che calcia, murato da Caballero, Piccino si impegna, evita la rimessa laterale, poi Castro allontana il pallone direttamente dalle parti di Marianna Pepe. Bruna Borges, Coppari, porta palla, scarica in banda da Bovo all'1 contro 1 con Arianna Piccino. Bovo si accentra, quella è zona tiro per lei, lo lascia partire. Maiesca con la parata laser, palla sul fondo. Castro, Piccino, porta palla, scarica ancora da Castro. Nello spazio Piccino, Castro all'indietro da Calè. Le due brasiliane della Femminile Molfetta dialogano col pallone. Palla per Piccino, ancora Castro. Dietro c'è Calè, partita Caballero, Calè ci pensa, torna da Castro. Intercetta Bruna Borges. Allarga poi per Coppari all'1 contro 1. Coppari calcia, palla sul fondo. Dato via il primo minuto di questa gara, 0-0. Piccino.
Calais, Caballero centralmente. Pensa da farsi, poi trova il corridoio per Calais, tocca Bovo, calcio d'angolo. Sembrava perso ormai quella linea di passaggio. Caballero ci ha provato comunque. Bovo ha messo il piedone, sarà calcio d'angolo per la femminile Molfetta che si affaccia per la prima volta nell'area di rigore avversaria con Piccino alla battuta di questo corner. Piccino dietro proprio da Majewska che controlla, anzi no, calcia di prima, aveva forse anche spazio per avanzare. Pepe lancia lontano, Gabi si impegna, prova a calciare di prima intenzione, la tocca però col ginocchio, poi non la controlla più. Rimessa laterale per la femminile Molfetta con Castro che va da Majewska, portiere polacco molto abile nel gioco con i piedi, offre una soluzione sicuramente in più, soprattutto per l'uscita dalla pressione alla femminile Molfetta, che adesso però deve difendersi dall'attacco di Bovo. Torna indietro da Gabi De Sousa, finta di Gabi, calcia Gabi, Majewska non perfetta, poi Bovo sul fondo, attenzione perché è partita Caballero, l'ha vista Majewska che non riesce però a lanciare sulla corsa il talento spagnolo della femminile Molfetta. Rimessa laterale per la kick-off. Porta palla Bruna Borges, Gabi, Coppari, da Bruna Borges, si accentra, cambia banda, c'è Bovo all'1 contro 1 con Castro, la punta Bovo, Castro resta lì, torna da Bruna Borges, ancora Bovo, poi Coppari, finta, controfinta, Coppari calcia, non è potente il suo tiro, intercetta Caballero, poi Castro, è partita Piccino, la cerca Castro con una gran palla, Piccino all'indietro per Calais che prova col mancino a piazzarla, palla sul fondo, primo tiro della femminile Molfetta, l'ha prodotto l'ex giocatrice del Cascavel, mentre si rialza Gabi De Sousa, Bovo, Coppari, Gabi scortata l'uscita da Castro, Pernazza e Dell'Ernia a scaldarsi in casa Molfetta, Caballero sulla corsa di Castro e zona tiro per Castro sul fondo con deviazione e calcio d'angolo. Sempre Piccino alla battuta del calcio d'angolo. Deve prima però recuperare il pallone. Parte Piccino, ancora da Majewska, stavolta Gabi sale in pressione, Majewska calcia, Pepe la lascia scorrere sul fondo. Secondo tiro della giocatrice classe 2004 la femminile Molfetta. Gabi, Bovo, terzo minuto andato via, sempre 0-0. Bruna Borges è partita nello spazio Bovo che lascia il pallone a Gabi De Sousa, rischia un po' e perde il pallone. Castro e Caballero, poi Calais, alza la testa Calais, cerca ancora la corsa di Caballero, controlla Caballero in mezzo a due, arriva Coppari, resiste Caballero, dietro da Piccino, poi Calais, Piccino, Castro, Caballero in parallela, fermata da Bruna Borges, rimessa laterale. Calais colpisce in pieno Coppari, ancora rimessa per il Molfetta che ha guadagnato un paio di metri sul parquet del Palapoli. Calais per il destro di Castro, si resta lì. Va a Calais, anzi lascia poi a Castro per Caballero di prima. Si era coordinata bene, non è riuscita a dare la giusta forza però al suo tiro. Palla fuori, dentro Manieri, fuori Bovo e fuori Coppari, dentro Jennif al debutto con la maglia della kickoff. Manieri, Gabi, Jennif, Manieri esce dal blocco, va ancora da Gabi, eccolo il 4-0 insistito della kickoff con Bruna Borges, inciampa sul pallone e poi è fortunata nel rimpallo. Arriva Calais, alla fine le soffia il pallone, va a terra Calais ma si gioca, nel frattempo Piccino ha un'idea ambiziosa, Caballero non la segue, palla persa dal Molfetta, dentro anche Jennifer Baldassarri, la mancina con la 22.
Manieri, a proposito di grandi mancini, Bruna Borges poi, eccola Baldassarri, va proprio sul sinistro e calcia, Majewska smanaccia in rimessa laterale. Attenzione alle capacità balistiche di Baldassarri, di Manieri su tutte in casa kickoff, batte proprio Manieri, occhio a Bruna Borges che si libera e calcia, Majewska vola e fa una gran parata, poi Castro allontana, Piccino per un attimo tenta di inseguire il pallone, poi cambia idea e rimane nella sua metà campo in attesa dell'attacco della kickoff che si sviluppa sulla banda con Jessica Manieri. Ancora Baldassarri, supera il centrocampo, allarga da Jenif per la diagonale in parallela di Baldassarri, arriva Caballero, poi Piccino alza la testa, torna da Calais, Castro, Piccino, Castro, Caballero prova la giocata, per un attimo passa, poi ancora in mezzo a due, porta a casa la rimessa laterale e gli applausi della sua gente. Calais che rientra dalla squalifica. Caballero lascia lì per Calais, prova a passare, Baldassarri in qualche modo chiude la strada, poi Baldassarri da Manieri, Jenif per il 2 contro 1, Baldassarri ce l'ha sul destro, torna sul mancino, Piccino lo sa e la ferma, sarà rimessa. Sempre Manieri, sistema il pallone per la rimessa, fuori per Bruna Borges, deviazione di Castro e calcio d'angolo. Subito un colpo nel blocco Caballero, tutto ok però. Baldassarri, attenzione perché quella è zona tiro per lei, la blocca Majewska, che poi costretta a buttar via il pallone perché stavano scadendo i secondi a sua disposizione. Fuori dell'ernia, anzi dentro dell'ernia, fuori Caballero dolorante alla coscia destra. Jenif allarga da Bruna Borges, poi Manieri, finta di Manieri, il movimento è di Gabi, servito, Gabi, finta, Bruna Borges, Manieri, insiste ancora Manieri, Castro le blocca il tiro, rimessa laterale per la kickoff che sta avendo un po' di dominio territoriale in questo avvio di gara. Sono passati 6 minuti anche per Nazza, pronta sul cubo del cambio. Jenif, Manieri contro Castro, torna indietro, Bruna Borges centralmente trova Baldassarri, prova a girarsi e lo fa bene. Manieri, Baldassarri, c'è dell'ernia sulle sue tracce. Jenif alza la pressione Piccino, allora Manieri, parallela per Baldassarri che è molto distante dalla porta e deve tornare indietro a sua volta da Jenif. Bella palla per Manieri, bella scivolata di Piccino, rimessa laterale, batte veloce per Jenif che calcia, Castro fa una buona posizione col corpo, poi Manieri si gioca, non c'è fallo, Bruna Borges alza la testa, larga da Baldassarri che non controlla e perde il possesso, fuori Calais, dentro Chiara Pernazza. Fuori Baldassarri, rientra Gabi. Dentro anche Ginosa per Piccino, capitano oggi Simona Ginosa, vista l'assenza di Marfil Enrico. Subito Ginosa a lottare, Manieri calcia, deviazione, Castro prima di tutte, vediamo l'ultimo tocco di chi è. È biancorosso, la rimessa è della kickoff. Jenif la battuta. Manieri lavora questo pallone spalla alla porta. Va da Gabi. Si accentra Gabi ancora, Ginosa fa una buona copertura, batte Gabi, Jenif, Manieri alza la testa, cerca di armare il mancino, non c'è spazio, riparte da Borges, poi all'indietro dove c'è Gabi, Bruna Borges, insiste Bruna Borges, salta Castro, si accentra ma c'è Pernazza dalle sue quelle parti, allora Manieri calcia dalla lunga distanza, trova l'opposizione di Dell'Ernia, Borges da Jenif, alza il ritmo la kickoff con questo giro palla, giocatona di Manieri, Manieri davanti a sé, c'è Castro e non si passa, Manieri batte veloce, Jenif cerca la giocata su Ginosa, non le riesce, poi il rimpallo, Majewska prima di tutte, occhio perché è partita dell'Ernia, imbeccata dalla polacca, non ci arriva, fuori Castro, rientra Caballero, dicevamo delle rotazioni ridotte per Mister Iessi, l'assenza è doppia, è quella di Enrico e quella di Luna, dunque ci sarà da richiedere uno sforzo maggiore per sopperire
alle due indisponibilità. Bruna Borges alza la testa, porta palla, supera nel centrocampo e allarga dalle parti di Jenif, che calcia ma trova la risposta di Natalia Majewska. Buon avvio della kick-off. Pronta Jenif. Coppari chiude per Jenif. Coppari, Bruna Borges. Passa il pallone, Gabi, Bruna Borges, Coppari. Punta Ginosa, torna sul destro, calcia, Majewska la blocca. Poi attenzione che si è fatta male Ginosa. Si rialza Ginosa molto molto dolorante. Speriamo ovviamente non sia nulla di grave, anche se non c'è stato un contrasto, ovviamente un movimento sbagliato per il capitano odierno della femminile Molfetta. Gli applausi del Palapoli per Simona Ginosa, ovviamente speriamo non sia nulla di che, sia solo un brutto spavento. Kickoff restituisce palla al Molfetta, 11 minuti, 15 secondi da giocare, sempre 0-0. Dell'Ernia, Caballero, centralmente c'è Pernazza, Caballero la cerca, Bovo lo sa, anticipa la giocata e mette palla in rimessa laterale. Dell'Ernia, scucchiaia in avanti, palla a metà strada tra Pernazza e Coppari, arriva anche Pepe, si complica un po' la vita la kickoff, ma alla fine guadagna il rinvio dal fondo con un po' di difficoltà e un po' di patemi. Attenzione a Jenif, centralmente calcia Dell'Ernia, si frappone con il corpo e mette palla in rimessa laterale. Adesso il Molfetta deve un attimo liberarsi delle tossine dopo l'infortunio di Ginosa. Ovviamente un duro colpo per la formazione di Miseria. Sì, Jenif, centralmente Coppari con spazio, 3 contro 2 per la kickoff. Ancora Dell'Ernia con un grande senso della posizione, chiude la strada ed evita guai. Si resta in rimessa laterale, Coppari dietro, Gabi calcia, Pernazza per un attimo, poi ancora Coppari in buca per Bovo, prova a girarsene indietro, Gabi per Jenif, alle stelle il suo tiro. Time out femminile Molfetta.
Tornando in campo, femminile Molfetta, kick-off 10-19 per chiudere il primo tempo. 0-0 il parziale, un'occasione per Castro, un paio di buone parate di Majewska, nulla però di che finora, nessun grande brivido. Calais manovra il pallone, perde l'Ernia, ancora Calais, poi Caballero sbaglia il passaggio, De Sousa intercetta e riparte, calcia dalla distanza, colpisce Castro, ci riprova ancora Gabi, De Sousa con deviazione, ma prima il pallone è uscito e allora sarà rimessa laterale per la formazione biancorossa quando siamo entrati ufficialmente nella seconda metà del primo tempo. Non ci arriva Caballero sul suggerimento di Castro. Bovo alza la pressione, Calais, Gabi va da sola ed è una buona idea. Gabi avanza, Gavi ancora, il fallo di Caballero che chiede subito scusa e aiuta l'avversario a rialzarsi. Dentro Baldassarri, fuori Bovo. Indicazioni di Russo a Baldassarri per la battuta di questa calcio di punizione che Coppari lascia proprio alla 22, che calcia male. Non soddisfatto il tecnico del kickoff, scuote la testa mentre Majewska rimette in gioco il pallone da Calais. Spara lontano Calais, Molfetta che ha accusato il colpo dopo l'infortunio di Ginosa, sembra quasi si sia spenta la lampadina alla formazione biancorossi. Allora Calais va in pressione, Pepe non esce sul pallone in maniera inspiegabile, Caballero al centro, passa in vantaggio il Molfetta, indecisione di Pepe, Caballero cerca Calais, trova la deviazione di Coppari, in maniera quasi insperata il Molfetta passa in vantaggio dopo 10 minuti e 43 secondi, autogol di Coppari. Probabilmente Pepe non l'ha presa perché non aveva visto la deviazione di una giocatrice del Molfetta e quindi non voleva concedere la punizione a 2. Ha di fatto temporeggiato finché Caballero, quasi incredula, non ha preso il pallone. L'ha messo al centro, c'è stata la sfortunata deviazione di Coppari e la palla è terminata in rete. Poi falsa partenza sul calcio d'inizio della kickoff perché il signor Buonocuore a colloquio con Di Lucia al crono. Tutto ok, tutto risolto. Riparte adesso la sfida con Manieri che parte, fermata da Caballero. Rimessa laterale. Il momento migliore della kickoff ha colpito la femminile Molfetta. Coppari, Manieri, occhio al suo tiro, torna da Coppari, Manieri, limite dell'area, il tiro di Manieri, Castro determinante, poi lancia Caballero, va all'1 contro 1, la rimessa per il Molfetta, Caballero batte veloce, decisiva Gabi, poi Caballero solo palla, non secondo l'arbitro, Caballero viene anche ammonita, era diffidata, salterà la trasferta di Verona di settimana prossima. Proteste veementi della panchina del Molfetta perché sostenevano che Caballero avesse preso il pallone, è quello che sta spiegando anche Buonocuore perché la decisione l'ha presa il signor Emilio Viviani di Nocera Inferiore e dunque dice l'ha vista così e l'ha ammonita lui. Secondo fallo del Molfetta. Manieri intercetta Castro, rimessa laterale. Bruna Borges, Castro ancora Castro. Di fatto una barriera davanti a Majewska fin qui. Manieri calcia, c'è Caballero. Coppari non controlla, Dell'Ernia prova a far correre Caballero. Torna da Pepe in avanti, non controlla Calais. Bruna Borges si accontenta della rimessa laterale. Bovo, Manieri ha spazio per caricare il mancino, Majewska l'attende lì e la blocca. Poi un po' di indecisione come al solito sul rinvio, palla persa dal Molfetta che non riesce a ripartire con calma. Qui Manieri, salta secco Caballero, Manieri cambia banda da Bruna Borges, Majewska con i piedi e con le mani in qualche modo la fa sua e poi va da Calais.
Castro, Dell'Ernia, Castro, Bruna Borges con la testa da Bovo, poi Manieri, finte di Manieri da Bovo che può anche pensare al destro, cerca invece il tracciante per Coppari, riparte da Manieri, Molfetta difende con attenzione, poi il palo di Manieri, una rassoiata non potente ma molto molto precisa, palo esterno di Jessica Manieri. L'occasione più grande per la kick-off col mancino della sua 10. Piccinno cerca Caballero che controlla, non bene. In rimessa laterale Genif, Bruna Borges, Genif non passa su Piccinno, poi va a terra Piccinno, il fallo è di Genif e adesso il pubblico del Palapoli chiede lo stesso trattamento anche per la 16 della kickoff che si è subito scusata. Punizione Molfetta con Calais, chiede venga rispettata la distanza, Genif dice ok. Castro scucchiaia da Piccinno che cerca la spizzata per Calais, era buona l'idea, non è riuscita però a dare precisione al suo colpo di testa. Manieri avanza, poi Genif cerca Coppari, Castro chiude. Attenzione a Genif che ci abbatte il destro. Caballero lanciata da Castro a tu per tu con Pepe. Caballero 2-0 femminile Molfetta. Castro in buca, Caballero non sbaglia. 2-0. Sette minuti alla fine del primo tempo, ha raddoppiato Ilenia Caballero. Adesso va in panchina dentro Pernazza. Caballero scuote la testa, probabilmente ripensa al giallo che le costerà la fondamentale trasferta del Molfetta a Verona di settimana prossima. Nel frattempo resta il 2-0, vediamo la reazione della kickoff affidata a Manieri, larga da Coppari, giocatona di Coppari che calcia, Piccinno le sbarra la strada, sarà calcio d'angolo. Batterà proprio Coppari, dietro da Manieri, vuole armare il sinistro, Calais non la lascia davvero respirare, poi Genif non bene col destro, palla fuori, mentre si è rialzata dalla panchina del Molfetta Simona Ginosa che sta provando a camminare. Ovviamente ci auguriamo possa tornare protagonista. Viviani fischia, Maiesca mette in gioco il pallone. Calais, Piccinno, troppo lungo il passaggio di ritorno. Applausi comunque per ex giocatrice della VIP. Bruna Borges, 6:34 per chiudere il primo tempo. Molfetta 2, kickoff 0. Bruna Borges da Coppari. Ancora Manieri, cambia banda, tocca Pernazza. Sarà rimessa. Manieri, finta contro finta, Manieri sposta il pallone sul mancino, riesce a imbucare l'autogol di Castro, torna in partita la kickoff, autogol da una parte, autogol dall'altra, l'imbucata forte di Manieri verso il centro, la sfortunata deviazione di Castro, 2-1, ha segnato la kickoff. Sei e 16 da giocare, primo tempo divertente, ancora una falsa partenza sul calcio d'inizio. Calais da Castro, si alza Maiesca subito, Castro la serve, Maiesca ancora da Castro, ha spazio per calciare, calcia Castro, la palla resta lì, Pepe in qualche modo la toglie dalla porta, paratissima di Pepe. Manieri, partita davvero bella e divertente. Manieri trova spazio per Coppari, il controllo non è dei migliori. Castro, Pernazza, Piccinno, non controlla il Molfetta.
La rimessa è per la kick-off. Manieri avanza, Borges, Manieri, Calè ci mette il piede, Manieri può ancora avere spazio, si accentra, Castro la chiude e la respinge. Bruna Borges insegue il pallone, lo controlla con la suola, alza la testa e lo scarica in banda dalle parti di Coppari. Poi Genif contro Pernazza, Coppari Genif. Manieri, Genif, Coppari, avanza Coppari, Manieri in buca, Calè 2 volte, allontana la minaccia. Pronta Genif alla battuta. Manieri, Borges, Genif, subito un minutaggio elevato alla prima con la maglia della kick-off. La giocatrice arrivata in settimana dalla Lazio, proprio una settimana fa, giocato in Lazio Femminile Molfetta. Oggi ancora qui, Castro ruba il pallone per un attimo a Bruna Borges, Piccino prova a perfezionare lo scippo, guadagna rimessa laterale. Sembra intanto rientrata l'emergenza Ginosa in casa Molfetta. Questa è una buona notizia per Mister Iessi. Mentre Dellerni e Caballero pronte sul cubo del cambio a tornare dentro. Piccino, Calè lascia scorrere, Castro cerca Pernazza, in ritardo però su Bruna Borges. Poi Piccino recupera un buon pallone, Maiesca allontana. In rinvio dal fondo per Pepe. Alza la pressione il Molfetta, allora Gabi va da Genif, Castro chiude ancora da Maiesca, Gabi insegue il pallone, Maiesca va al lancio lungo, Coppari con la testa, Piccino prima di tutte mette ordine, Castro, Piccino, tunnel di Piccino a Genif, poi Coppari prima di tutte, Borges cerca di fare altrettanto, non passa su Castro che ricomincia dal suo portiere che alza la testa, deve velocizzare Maiesca, cerca e trova Piccino. Pernazza non ci arriva, Bruna Borges sì, attenzione perché zona tiro, Bruna Borges spaccata in avanti, efficace di Maiesca, rimessa laterale 3,57 per chiudere questo primo tempo. Pronta anche Baldassarri in casa kickoff, ennesima rimessa laterale. Bruna Borges calcia, rimpallata da Chiara Pernazza. Coppari calcia, stavolta il pallone non si abbassa e non inquadra lo specchio. Castro, Piccino, all'indietro da Calè, partita Castro, Calè l'ha vista e l'ha cercata, è una gran palla per Castro col cucchiaio. Pepe resta immobile e la para, poi ancora Calè in rimessa laterale, applausi per la 7 che aveva dato un cioccolatino a Castro. Borges, Gabi De Souza, fermata da Castro, la brasiliana classe 2000, ex Unidad Pato in Brasile, 9 gol per lei in questa stagione, facendo davvero tanto bene. Mentre torna dentro Jennifer Baldassarri. Gabi lascia lì a Baldassarri, Calè le soffia per un attimo il pallone, Pepe è attenta e interviene. Gabi De Souza, parallela, Baldassarri non riesce nell'aggancio. Castro, partita Piccino, Castro la cerca, Gabi in qualche modo anticipa prendendo il pallone, rischiato tanto di far male a Piccino ma ha preso solo la palla, grande intervento della 11 della kickoff. Castro dai legna Caballero, centralmente Piccino le offre una soluzione, Caballero suola all'indietro proprio per la 8, poi Castro, Caballero fermata da Baldassarri che riparte in 2 contro 1, Baldassarri, Castro guadagna anche la rimessa laterale. Fuori Piccino dentro dell'Ernia, 2,44 da giocare, Maiesca sale palla al piede e prende un po' di campo, poi cerca il passaggio in banda per dell'Ernia, impreciso, in realtà c'era anche la possibilità di esplorare la via Pernazza, non se l'è sentita, portiere protagonista, attenzione a Pepe che rischia tantissimo sulla pressione di Pernazza, sarà rinvio dal fondo, dicevamo protagonista Maiesca nel mondiale nelle Filippine con la sua Polonia, portiere giovane ma subito
con grande esperienza internazionale. Attenzione perché ha un piccolo passaggio a vuoto la difesa del Molfetta. Gabi non ne approfitta, di fatto servendo il pallone a mister Diego Iessi, che non gioca con lei. E dunque palla è persa dalla kick-off dell'Ernia. Caballero contro Baldassarri, va a terra Caballero, calcio di punizione, secondo fallo anche per la kick-off. Entrambe le squadre ben lontane dall'esaurire il bonus dei falli quando mancano poco più di 2 minuti per chiudere il primo tempo. Caballero gioca bene da Castro, che alza la testa, arma il destro, Pepe smanaccia in calcio d'angolo. Specialità della casa di Ellen Castro, il tiro da fuori. Pronta Pernazza da Castro, Pernazza imbuca ancora, trova Baldassarri davanti a sé, sarà nuovo corner per la femminile Molfetta, con Pernazza che scucchiaia per Castro, che si coordina ma non trova la porta. Pepe, allo scadere dei 4 secondi anche lei deve alleggerire direttamente dalla collega di reparto. Dell'Ernia, Castro trova Baldassarri, Caballero prova col tacco, l'ultimo tacco è quello di Bruna Borges, la rimessa è ancora del Molfetta. Castro, Majerska, partita dell'Ernia, l'anticipo pulitissimo di Gabi De Sosa col petto, poi Bruna Borges per la superiorità numerica. Bruna Borges, Pernazza salva tutte, poi si scontra con Caballero, resta in possesso, ancora una serie di deviazioni sfortunate. Castro ci mette il destro, Coppari in buca, Castro ancora risolve una situazione di confusione generale. Uno e 23 da giocare. Coppari alla battuta, fuori per Baldassarri sul mancino, dell'Ernia intercetta, poi Pernazza aveva visto la partenza di Caballero con la 4%, un po' impreciso però il suo pallone. Manieri finta e parte Manieri per Coppari, arriva Bruna Borges a chiudere sul secondo palo. Castro guadagna anche il rinvio dal fondo. Caballero non riesce nella sponda volante per Gaia dell'Ernia. Coppari converge verso il centro, ultimo minuto iniziato di questo primo tempo, con il Molfetta che riconquista il possesso dopo l'errore di Jessica Manieri. Pernazza, Caballero lascia lì per Pernazza, fermata da Manieri che recupera, calcia, la palla è buona per Borges, sempre Ellen Castro però. Di fatto col doppio portiere in questo primo tempo il Molfetta. Baldassarri, Manieri, Baldassarri, ultimi 33, Baldassarri è zona tiro, il mancino, vola Majesca, questa è una paratissima. Parte Bruna Borges col corner, spinge forte la kick-off, Manieri ancora da Baldassarri, ce l'ha sempre sul mancino, c'è sempre la risposta del portiere del Molfetta. Un po' sulle gambe in questo finale di frazione del Molfetta. Sta spingendo a tutta la kick-off per cercare il pareggio prima dell'intervallo. Ancora per Baldassarri che non calcia bene, perde anche un parastinco, si gioca Coppari addosso a Majesca, poi in qualche modo Pernazza parte, ma l'arbitro fischia perché c'è il parastinco di Baldassarri nel bel mezzo del campo. E ovviamente insorge il pubblico del Pallapoli perché l'arbitro non ha fermato il gioco subito, ma quando era il Molfetta in ripartenza. Castro in avanti da Caballero, anticipata da Coppari. Baldassarri per l'ultimo 3 contro 2 del primo tempo. Bruna Borges, Manieri pareggia la kick-off con Manieri. 2-2 a 8 secondi dall'intervallo, il mancino di Manieri rimette tutto in parità. Non si sta facendo tanti amici il signor Buonocuore
dalle parti del Palapoli. Castro, 6 secondi per chiudere il primo tempo. Castro va al lancio, Bruna Borges di testa, Manieri insegue il pallone, lo calcia, ma nel frattempo è finito il primo tempo. 2-2 al Palapoli. A risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
Tornano in campo femminile Molfetta e Kickoff, 2-2 il parziale dopo il primo tempo di questa gara, partita davvero gradevole. Nel momento migliore della Kickoff sono arrivati 2 gol, della femminile Molfetta al contrario nel momento migliore delle biancorosse è arrivato prima il 2-1 e poi il 2-2 di Manieri sullo scadere della prima frazione. Castro, Majewska avanza, calcia, Pepe smanaccia. Caballero, Castro, Piccino con l'esterno da Calè, che ci ha provato ma non è riuscita a dare forza al suo tiro. Piccino col petto, Coppari protegge la rimessa laterale che è della Kickoff. Coppari, Bruna Borges, Bovò. Coppari lascia scorrere, Bruna Borges però non aveva fatto un taglio così profondo. Rimessa laterale per la femminile Molfetta. Calè, Caballero, Castro cerca Piccino, Bruna Borges in vantaggio in rimessa laterale. Nell'intervallo ha provato Simona Ginosa a testare il suo ginocchio. Vediamo se riuscirà a dare il suo contributo in questa ripresa dopo il problema del primo tempo. Piccino perde il rimpallo, Gabi De Sousa avanza in 2 contro 2, calcia De Sousa, Majewska la vede all'ultimo e interviene con il piede, poi Gabi protegge la rimessa laterale, battuta veloce da Bovo, occhio a Coppari che è in zona tiro, allarga ancora da Borges, taglio profondo di Coppari, Castro intercetta in rimessa laterale, è andato via il primo minuto di questa ripresa. Gabi De Sousa, calcia lei ancora davanti a sé Castro. Pronta Borges, fuori da Bovo, fuori di pochissimo, che botta di Bovo. Primo pericolo di questa ripresa, l'ha portato Arianna Bovo. Piccino, brutta palla che Coppari riesce a prendere. Majewska in vantaggio, allontana, Castro in mezzo a 2, tocca per ultima lei, la rimessa della Kickoff. No, secondo il signor Viviani e del Molfetta non è d'accordo Bruna Borges. Calè cerca centralmente Caballero, all'indietro da Piccino, in avanti da Calè, impreciso il suo passaggio. Chiede la pressione alta mister Iezzi. Bovo, Borges in avanti, non c'è nessuno se non Majewska che alza la testa e cerca il tiro verso la porta di Pepe. Caballero si è abbassato all'ultimo, poteva secondo me anche intervenire con la testa, non ha voluto sporcare questa traiettoria. Pepe l'attendeva lì e l'ha smanacciata. Piccino, fermata in rimessa laterale ancora. Pronta Caballero per Piccino, lascia lì a Caballero col mancino per Piccino, poi Calè, area di rigore, lascia ancora Piccino, Coppari estirata determinante, poi Bruna Borges con eleganza in mezzo a 2 per la ripartenza di Gabi, mangiata da Piccino nel cambio velocità. Castro, Calè, Castro, palo incredibile, lancio lungo di Pepe per Bruna Borges, ancora Piccino che sta giganteggiando in questo avvio di ripresa. Castro in mezzo a 2, si complica la vita, torna da Piccino, poi Calè di prima per Caballero, controllo di Caballero non felicissimo, infatti la palla poi esce. Palo incredibile di Castro in avvio di ripresa, una bella combinazione che ha coinvolto Calè e Piccino. È partita Bovo all'1 contro 1 con Calè, è veloce Bovo che calcia ancora però alto sopra la traversa. Il secondo tempo sta rispettando lo spartito della prima frazione, occasioni da una parte, occasioni dall'altra e ritmi sostenuti. Piccino, Calè, Piccino, Castro, Calè in avanti per Castro, anticipata da Bovo. Funziona la connessione tutta brasiliana della femminile Molfetta. Calè lascia la battuta a Piccino, ancora Calè che non controlla, applaude poi le intenzioni della compagna, fuori Bovo, dentro Jennif, attenzione perché partita profonda Jennif, non l'aveva presa nessuno perché nessuno si era accorta della sostituzione, la palla è comunque uscita
in rinvio dal fondo per Majewska. Prelevata a gennaio dal record Bielsko, squadra polacca. Castro da Calais, nello spazio cerca Caballero, Genif prima di lei, Manieri, Genif. Poi Coppari, avanza, palla al piede, supera il centrocampo, parallela bella per Genif, sul fondo di poco. Caballero, Castro, palla complicata, Calais riesce ad anticipare Coppari buttando il pallone in avanti, poi Pepe apre il destro, Castro prima di tutte, Caballero cerca spazio, trova ancora Castro in avanti da Piccinno, Calais, taglio profondo di Caballero, cercato da Calais, chiude il triangolo Caballero per Calais, sul fondo c'era Caballero tutta sola sul secondo palo che si dispera. Manieri avanza, finta contro finta, palla per Borges, contrasto con Castro, serie di rimpalli, alla meglio la kick-off. Genif, Manieri ce l'ha sul destro, allora si gira e torna indietro. Coppari ancora, avanza Coppari, sfrutta il blocco, calcia con deviazione, palla che si impenna e finisce in calcio d'angolo. Pronta Genif. Occhio al mancino di Manieri, fermato da Piccinno che prova a far correre Caballero. La rapidità di Caballero, Caballero va a terra, spinta da Manieri, giallo per Manieri e punizione Molfetta. Questa è la decisione di Buonocuore. Proteste veementi del Palapoli che volevano o il rosso a Manieri o il calcio di rigore. Punizione dal limite per il Molfetta, questa la decisione del signor Buonocuore. Caballero e Piccinno sul punto di battuta, occhio soprattutto al destro di Castro. Fischia l'arbitro, Caballero, Castro murata da Coppari. Majewska alza la testa, lascia partire il destro che Pepe controlla, poi cerca la via del gol. Senza fortuna, rinvio dal fondo. Poteva sfruttarla meglio forse il Molfetta, questa situazione di calcio di punizione. Majewska, Castro, Piccinno in avanti da Caballero, prova la giocata col tacco, Bruna Borges le dice di no. Piccinno, Castro, cambia banda da Calais, ancora poi Castro, Calais, palla difficile che Castro perde, Coppari in mezzo a due, Piccinno ancora in rimpallo, poi Calais deve sbarazzarsi della sfera, preferisce lasciare la rimessa alla kick-off e consentire al Molfetta di risistemarsi. Continuano le grandi manovre sulle due panchine. Coppari in buca, Piccinno in anticipo, direttamente in rimessa laterale. 5 minuti, 14 secondi sono andati via in questa ripresa. Sempre 2-2, occasioni però da una parte e dall'altra. Le due di Bovo e quella di Genif per la kick-off. Il palo incredibile di Castro per il Molfetta. Coppari fermata da Castro. Allora Calais va da sola a terra, calcio di punizione per il Molfetta. E nuove proteste del Palapoli per questo mancato giallo su Coppari. Punizione Molfetta, attenzione perché quella è la zona Ellencastro. Punizione per il Molfetta. Caballero va in porta lei, un po' sorpresa, Pepe riesce a respingere.
Coppari non passa su Caballero, l'ultimo tocco e All Blacks, la rimessa del Molfetta. Caballero batte veloce, Piccino, buon momento del Molfetta che vuole provare a concretizzare. Castro in avanti, Coppari, anticipo pulito col petto e ripartenza in 3 contro 3. Coppari, Jenif, Coppari chiude il triangolo, poi perde l'attimo buono per calciare. Bruna Borges no, trova una deviazione e trova ancora il calcio d'angolo. Gabi cambia banda, Coppari ancora da Gabi, calcia lei, male però, palla fuori. Castro da Calais, lancio lungo di Castro, attenzione Pepe non perfetta, Caballero va da sola, in buca per Castro che non aveva letto questa intenzione, palla fuori, altra buona occasione fallita dal Molfetta. Borges sulla pressione di Caballero trova in qualche modo Coppari che ha spazio davanti a sé, torna da Jenif, poi Bruna Borges, si gioca a 1000 allora, avanza la giocatrice della nazionale azzurra. Gabi, Jenif, Gabi, Bruna Borges non passa su Caballero, arriva Piccino che sbaglia il controllo e allora Coppari fermata da Piccino ancora, poi Majesca va al lancio lungo per Caballero, anticipata da Gabi, grande intervento aereo. Rientra Baldassarri, mentre Misterie si chiama Dell'Ernia, riposa Castro che ha un problema, credo, alla gamba sinistra. Calais non trova Caballero stavolta, Caballero che poi chiede il cambio alla sua panchina. Molfetta, ricordiamo, senza Enrico, senza Luna, per lunghi tratti, senza Simona Ginosa, davvero ridotta all'osso la rotazione per Mister Iessi. Infatti stanno ruotando in 6 questo pomeriggio. Borges, Baldassarri, punta Dell'Ernia, calcia, Majesca in qualche modo riesce ad allontanare la minaccia, poi Caballero non ha più l'energia giusta per scattare, allora va in panchina a riposare, rientra Pernazza. 12:40 da giocare. Gabi lascia Jenif, poi Borges, Baldassarri non passa su Pernazza. Dell'Ernia, Majewska non trova Piccino, palla persa dal Molfetta, possesso All Blacks. Fase calda della gara. Gabi aspetta un attimo ancora, adesso fischia buono cuore, batte la rimessa Baldassarri, trova il polpaccio di Calais e la rimessa si sposta dall'altro lato, mentre adesso arriva un cartellino giallo per qualcuno della panchina del Molfetta. Rimessa laterale per la kick-off. Il destro deviato in corner da Majewska. Ci ha provato Gabi ancora, l'ha vista all'ultima Majewska. Batte Bovo, dietro Gabi, calcia, non ci arriva Jenif. Majewska rischia un po' Calais, Piccino si sbarazza della palla. Jenif, Bovo, Baldassarri all'indietro, Bovo, attenzione perché vanno in 2 sulle sue tracce, allora si libera lo spazio per Baldassarri che controlla, avanza palla al piede, studia il da farsi e va da Bovo. Passaggio per Gabi, lotta con Calais, allontana poi Bovo in rimessa laterale. Rientra Manieri, fuori Gabi. Dell'Ernia cerca Calais a sportellate con Bovo, si gira Calais, Bovo bravissima
a non lasciarle troppo spazio. Ancora possesso Molfetta. Piccinno lascia Dell'Ernia. Pernazza prova ad appoggiarsi da Calais che controlla e lascia lì per Piccinno. Brava Pepe a rimanere in piedi fino all'ultimo. È partita Manieri che calcia. Diagonale insidioso, deviato anziché no, rimesso dal fondo per Maiesca. È partita Calais, Maiesca non riesce a trovarla. Poi Pepe esce con il petto all'indietro dove c'è Bovo. Non c'è un attimo di pausa. Bovo avanza con spazio. Manieri. Maiesca in spaccata, calcio d'angolo. Baldassarri ce l'ha sul piede buono. Perde poi l'inerzia giusta per calciare e non le riesce a partire forte questo mancino. Si è rialzata Castro e si è rialzata Caballero alla macchina del Molfetta. Pernazza va a terra nel contrasto con Coppari. Resta a terra Pernazza. Coppari mette palla fuori sportivamente. Fuori Calais, dentro Caballero. Dell'Ernia restituisce palla alla kickoff. Fuori Piccinno, dentro Castro. Rialza la pressione del Molfetta adesso. Coppari, Manieri. Gabi. Lascia sul posto Caballero. Coppari, Gabi. Bovo. Va a puntare Castro. Pernazza chiude in calcio d'angolo. Batterà Ludovica Coppari. Questo calcio d'angolo fuori da Bovo. Coppari ancora da Bovo all'indietro. Larga Manieri pronta a ricevere. Eccola la palla per l'ex giocatrice del Pescara. Gabi contro Dell'Ernia, non passa. Caballero in avanti. Pernazza col petto, evita la rimessa. Parallela importante per Dell'Ernia. Calcio d'angolo, l'ha toccata Pepe. Paratissima anche questa. Pernazza ancora da Castro. Non c'è nessuno che taglia dentro l'area. Allora Gabi in rimessa laterale per la kickoff. Caballero scippa il pallone da Castro. Caballero, la palla resta lì, incredibile. Si gioca da terra in un fazzoletto. Poi Castro va a terra, Caballero, calcio d'angolo. Tanta confusione. Calcio d'angolo Molfetta. Siamo entrati nell'ultimo quarto di questa gara. Ma Pepe sta salendo in cattedra in questa ripresa. Batte Castro. Pernazza calcia, non trova però la porta. Manieri. Gabi. Coppari. Occhio a Bovo che è partita. Coppari va da sola. Porta palla. Manieri cerca spazio per calciare. Trova Bovo. Deviazione. Dell'Ernia. Riemerge palla al piede ma non riesce a tenere in campo la sfera. Rientra Bruna Borges fuori Bovo. Bruna Borges. Manieri. Gabi, attenzione perché è partita Bruna Borges ed è tutta sola. Coppari alza la testa e la cerca. Castro con un grande senso della posizione. Poi Gabi evita la rimessa laterale. Vince un rimpallo. Gabi fermata da Dell'Ernia al momento giusto. Imbucata, fermata però da Dell'Ernia. Ancora rimessa, ancora palla per la kickoff. Ultimi 9. Coppari va da sola, imbuca Dell'Ernia, palla che si impenna, la tiene in campo Coppari, ancora il contrasto con Dell'Ernia, poi Manieri. Gabi De Sousa. Dell'Ernia per un attimo, Gabi prima di tutte, Gabi, Pernazza. Si frappone con il corpo, la mette ancora in rimessa laterale. Pronta Manieri. Per Bruna Borges, fermata da Castro. Manieri, Gabi, zona tiro, ci prova, doppia deviazione, Maiesca la vede all'ultimo e la blocca. Poi va al lancio dove però non ci sono maglie rosse. Questo è un momento favorevole alla kickoff. Bruna Borges. Manieri. Bruna Borges.
Manieri, fermata da Pernazza, lanciata poi da Castro, ancora Pernazza, Alex Bitonto per Castro. In avanti cerca Dell'Ernia che l'arpiona ma solo per un attimo. E allora Manieri con spazio e campo davanti a sé. Cambia banda da Genif. È sola Genif, Castro allunga il gambone. Pernazza in avanti per Caballero che è sul filo del fuorigioco che ovviamente non c'è. Caballero, mancino sul fondo. Ripartenza tentata alla femminile Molfetta. Squadre davvero molto stanche. Genif, Borges, Coppari, avanza lei, Coppari, fermata da Pernazza. Genif, Coppari, si accentra, torna da Genif. Adesso c'è Bruna Borges come riferimento laterale, servita. Bovo contro Pernazza, tocca per ultimo Bovo, la rimessa del Molfetta. Bovo con esperienza evita la battuta veloce al Molfetta. Pernazza, Castro. Coppari prima di Dell'Ernia. Pernazza lascia Castro che non trova però nessuna compagna. Brutta rimessa del Molfetta, fuori Dell'Ernia, rientra Piccinno. Misteriesi richiama Calè. Coppari da Genif. Ancora Coppari. Avanza palla al piede e trova Genif. Poi Bovo. Coppari. Partita maiuscola della 8 della kickoff. Genif. Bovo. Avanza il capitano della kickoff per Bruna Borges. Ancora da Bovo, posizione defilata. Cerca la palla dentro. Imprecisa però per Coppari. Pernazza. Scucchiaia, male. Piccino prima di tutte. Bovo, finta. Bovo, calcia. Bovo. Majewska respinge. Poi Caballero si impegna e porta a casa la rimessa laterale. 6 minuti, 30 secondi allo scadere di questa gara. Ferma sul 2-2. Castro per Piccinno che non riesce ad agganciare al volo. Buonocuore fischia e Pepe rimette in gioco il pallone. Genif, Bovo, Genif, Piccinno intercetta, alza la testa, va da Castro. Poi Caballero, spalla alla porta, ha il problema di girarsi, va da sola Caballero, si infila però in un imbuto. Riesce a guadagnare il massimo da quella situazione, ovvero la rimessa laterale. Calè prenderà il posto di Pernazza a 6 minuti dalla fine. Anche Baldassari pronto a tornare dentro. Momento chiave della sfida. Batte Caballero. Scucchiaia, Pernazza, colpo di testa, Piccinno, ancora Pernazza in mezzo a due, prova a girarsi, non ci riesce, tocca per ultimo, la rimessa è assegnata alla kickoff, con Bovo che si incarica della battuta. Coppari, Bovo, Bruna Borges, Genif non chiude il triangolo. Castro, Majewska. Può essere una buona idea affidarsi al lancione del portiere che quantomeno fa guadagnare 30 metri al Molfetta. Piccinno, finta, non passa su Borges, riparte in 2 contro 1. Bruna Borges, bene da Bovo, Bovo, Calè intercetta determinante e riparte. Calè non riesce a servire Piccinno, allora contro ripartenza per la kickoff, ma Castro anticipa tutto e riparte, va da sola, calcia Castro, palla alta sopra la traversa.
Coppari, Bruna Borges contro Castro, palla a metà, Piccinno, gran palla per Calè che non controlla, era tu per tu con Pepe. Potenziale occasione Molfetta, Genif in qualche modo passa la prima volta, poi Calè passa il pallone a Baldassarri che va sul destro e si trascina il pallone in out. 4:53 da giocare. Caballero, tanti errori in questa fase, ovviamente adesso prevale la stanchezza. Bruna Borges, rimessa laterale. Pronta Borges, occhio al mancino di Baldassarri, trova il corpo di Calè e il calcio d'angolo. Si risistema il Molfetta, Genif lascia il posto a Manieri, non è una cattiva idea, viste le qualità balistiche della giocatrice verde oro. Mentre arriverà anche un time out in questo momento per la femminile Molfetta. Quattro minuti 36 secondi da vivere tutti d'un fiato dal Palapoli. 2-2 tra femminile Molfetta e kickoff. Piccinno, Caballero, ancora Majewska, cerca Calè, non riesce l'aggancio alla brasiliana. Bruna Borges, Manieri, porta palla, trova un bel corridoio ancora per Borges, attacca lo spazio Coppari, si va ancora da Manieri con deviazione calcio d'angolo, occasionissima kickoff. Pronta Coppari, Manieri tutta sola, palo interno incredibile, dormita della difesa del Molfetta. Fortunata qui la formazione biancorossa, Manieri dimenticata, ha preso un palo interno incredibile a 3:58 dal termine. Il lancio lungo di Majewska, Baldassarri, grande diagonale difensiva e grande anticipo, finta di corpo e partenza. Baldassarri, numero per Bruna Borges che imbuca, anzi no, va sul primo palo e trova l'esterno della rete. Era sola Manieri, pensavamo anche noi la servisse lì, invece no. Majewska, adesso non ne tiene più una il Molfetta, momento complicato. Baldassarri, Manieri trova Piccinno che prova ad autolanciarsi, Bruna Borges in netto anticipo, Manieri da Borges, Coppari, per un attimo solo Caballero, rimessa laterale, 3:29 da giocare, non rinuncia alla pressione il Molfetta. Baldassarri, Bruna Borges, da Pepe, controlla e sbaglia il passaggio con i piedi. Batte Calè, Piccinno cerca Caballero, Coppari prima di lei, poi Bruna Borges, anticipo di Castro che parte, calcia deviazione, calcio d'angolo, determinante stavolta Coppari, senso dell'anticipo di Ellen Castro. Batte Caballero, si avvicina Piccinno, Caballero in buca, Calè non ci mette il piede, rimessa laterale kickoff. Fuori Baldassarri, dentro Gabi. Pepe,
pressata da Caballero, mette un po' in difficoltà Manieri, Piccino poi per un attimo, Pepe evita il rinvio dal fondo. Manieri, Gabi, chiude il triangolo Manieri, gran palla per Coppari e Piccino! Vale un gol questo anticipo di Piccino su Gabi. Grandissima chiusura di Arianna Piccino, che di fatto ha tolto a Gabi la gioia del 3-2. Torna dentro dell'Ernia breve per il Molfetta, prima però c'è il destro di Bruna Borges che non si abbassa. Allora Majewska, Castro cerca e trova Caballero, controllo con la coscia, ha il problema di girarsi la spagnola nello stretto, bene, poi Piccino, Castro ancora, cerca Caballero, controlla, va da Calais che però non va su quel pallone, fuori Caballero, esausta dentro dell'Ernia. 2:23 da giocare. Coppari, Manieri, converge verso il centro, trova Coppari che non aggancia, rimessa Molfetta. Castro, Piccino, palla un po' pigra, Coppari, dell'Ernia la ruba, Cale da dell'Ernia, finta, Coppari l'aspetta sul suo piede e la mette in rimessa laterale. Rimessa laterale stavolta per la kick-off. Pepe, palla sotto i piedi, va al lancio lungo, trova Manieri che per poco non va in porta con un aggancio da urlo. Ultimi 2 minuti, rimessa Molfetta, Piccino, Manieri per un attimo, rimessa ancora per il Molfetta. Calais, palla persa, Manieri, Calais, Castro da dell'Ernia, cerca ancora Castro che non riesce ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale per il Molfetta. Questa è la scelta di Buonocuore. Parte dell'Ernia. In buca, Murato, ancora rimessa, stavolta per la kick-off. Castro col petto, Castro calcia, deviazione, Gabi. Parte in mezzo a 2, Piccino con la punta, allontana la minaccia. 80 secondi, fuori Calais, dentro Caballero. Coppari Manieri, sposta il pallone, la manda in avanti, Piccino anticipo, poi attenzione perché c'è un po' di spazio per Bruna Borges, 2 contro 2, Coppari, Coppari dell'Ernia determinante a 1:07 dalla sirena finale. Coppari, Manieri calcia male stavolta, Majewska lancia lontano ma Caballero non può arrivarci, Manieri con la testa, Piccino va da sola, poi cerca Caballero che aveva fatto il movimento dalla banda opposta. Ultimo minuto iniziato, stop di Bruna Borges per Manieri, a spazio, Manieri allarga per Coppari, Coppari, Coppari ancora, Caballero in qualche modo si lotta, Caballero e Coppari, Piccino tocca Coppari, punizione Molfetta, palla trattenuta di Coppari. Questa è la decisione di Viviani. Pronta Castro, Majewska lontana dove c'è solo Manieri, attenzione perché è scoperto il Molfetta, Bruna Borges, Majewska se la ritrova tra le mani e va ancora al lancio lungo per Caballero che controlla area di rigore, prova a girarsi, va a terra, non c'è fallo, si gioca, Manieri dell'Ernia intercetta, 23 secondi e forse della kick-off. L'ultima azione, il tempo però sta continuando a scorrere, incredibile
lancia lontano Bruna Borges, tanta confusione, Maiesca, ancora Bruna Borges, Dell'Ernia non aggancia, rimessa laterale, un po' di confusione anche con il crono che adesso dice 17 secondi, vediamo se però c'è ancora da recuperare. Bruna Borges al centro, Piccino alza un campanile, 12 secondi, Caballero e Gabi, alla meglio Caballero, 6 secondi, match winner di Caballero, Pepe salva la kick-off sul match point di Caballero, ultima rimessa, Caballero per Dell'Ernia, la palla resta lì, Manieri, 2 secondi, 1 secondo, suona la sirena del Palapoli, uno spettacolare femminile Molfetta kick-off, termina sul 2-2, da Gabriele Papole è tutto, a risentirci per le grandi emozioni del futsal.